Da ieri sino a venerdì si svolge un referendum per l'indipendenza del Veneto. Anche la Lega sta raccogliendo firme per volgerne un altro, ma stavolta con valore costituzionale. Vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana? Sì o no? È il quesito posto dal comitato plebiscito.eu. È un referendum che si è aperto ieri e si chiuderà venerdì. Chiamati al voto tutti i cittadini veneti. Un referendum che ovviamente non ha valore costituzionale, ma è comunque un termometro utile sulla posizione dei cittadini riguardo al tema. E secondo gli organizzatori sono stati tantissimi, 500.000 addirittura, i veneti che ieri, domenica, nel primo giorno della consultazione, hanno votato online oppure nei seggi, una quindicina quelli in provincia di Vicenza. Nelle immagini quello della città, di Viale del Sole, e poi quello di Montecchio Maggiore, in Piazza Carli. I risultati definitivi saranno annunciati a Treviso venerdì prossimo. È un plebiscito, scontata la vittoria schiacciante dei sì. Sarà da vedere quanti cittadini alla fine avranno votato. Un'iniziativa che ha ottenuto l'appoggio di un altro movimento indipendentista, Veneto Stato, e che va a sommarsi a quella della Lega Nord, che sta raccogliendo le firme per indire un referendum costituzionale sempre per l'indipendenza del Veneto.